Le due giornate FAI di primavera, sabato e ieri, sono state un importante segnale di ripartenza con i cittadini che hanno potuto riscoprire le bellezze del territorio. Noi di TVA siamo stati alla caserma Biagio Pistone e alla biblioteca La Rocca. Siete state chiamate a fare da guida da Cicerone alla caserma dei Carabinieri. Cosa fate visitare? Facciamo visitare la caserma intitolata appunto Biagio Pistone in onore del maresciallo. Cosa avete raccontato ai visitatori? Cosa c'è da vedere? Allora, la caserma Biagio Pistone è un immobile di proprietà appunto della provincia regionale di Agrigento. L'edificio si apre sul piazzale Aldo Moro, che è questo di fronte a noi. È stato iniziato a costruire nel 1896 da Giovanni Vadalà. Successivamente fu acquistato dal Consiglio provinciale che era destinato appunto alla caserma dei Carabinieri. Quanti visitatori sono arrivati? Tanti stamattina? Sì. Voi di quale scuola siete? Del Gallo di Agrigento. Io mi occupavo di rappresentare alcuni eroi, mentre la mia compagna all'inizio ha illustrato la caserma in generale. Ci troviamo dove? Nella stanza dell'attuale comandante, e noi illustriamo il quadro che è dedicato alla Vergine, quello lì a sinistra, e poi facciamo vedere questi reperti che vennero trovati in mare, questi due. Allora, anche i Carabinieri in concedo, l'associazione è presente oggi per questa festa, tra virgolette, all'indomani della vera festa? Sì, anche l'associazione Carabinieri in concedo è presente, come in varie altre manifestazioni, in occasione della giornata del FAI, e quindi diamo la nostra assistenza. Sei venuto a visitare la caserma dei Carabinieri, come mai? Cosa ti ha invogliato? Innanzitutto conoscere la storia della caserma dei Carabinieri, conoscere comunque molti comandanti che hanno fatto la storia appunto, innanzitutto anche conoscere la struttura, quindi una mia curiosità molto personale e anche formativa per la mia formazione, persona, ecco, quindi. Agrigento ha avuto la fortuna di avere un comandante amico dei giovani, il colonnello Pellegrino, ma ne ha un altro che è molto in gamba per quanto riguarda il rapporto con i cittadini. Il rapporto secondo me tra il comandante, i cittadini, comunque le forze dell'ordine è una cosa di estrema necessità. È un rapporto molto costruttivo e quindi trasmette molta fiducia sia ai cittadini che al rapporto comunque stesso tra il comandante e la cittadinanza. Il colonnello Stingo, che è l'attuale comandante, chiama l'arma dei Carabinieri l'arma della gente. Certo, perché è sempre pronta al servizio, all'aiuto, sempre disponibili, sempre e comunque al servizio dei cittadini. Devo dire che è andata abbastanza bene, dai, c'è stata molta affluenza, la gente è venuta anche approfittando della bella giornata e sono venuti a visitare la biblioteca che dopo un po' di tempo è stata aperta al pubblico. Il liceo scientifico, attraverso una convenzione con il FAI, assicura al FAI una collaborazione per aprire e far visitare i luoghi. Oggi ci troviamo in questa biblioteca intitolata al bibliotecario Franco La Rocca, prematuramente scomparso nel 1993 all'età di soli 45 anni, e i ragazzi del liceo scientifico e linguistico Leonardo stanno dando il loro contributo come Ciceroni FAI. È stato afflusso di persone? Sì, quest'oggi abbiamo avuto molti visitatori, è stato molto bello, ci siamo trovati molto bene, sono molto disponibili, questo. Una prevalenza di giovani o misti? No, di più di persone over 40 anni. Ma perché i giovani disertano queste manifestazioni? Sì, magari perché di domenica mattina preferiscono andare a mare o in altri posti, però secondo me è un'idea molto, molto bella appunto questa, perché io ad esempio mi sono trovata molto bene, non conoscevo la biblioteca fino in fondo e grazie a questa esperienza ho potuto riscoprire proprio la mia città, la città di Agrigento, grazie a questo quindi ho avuto questa possibilità. La persona a cui è dedicata? Francesco La Rocca, sì, infatti fu il primo editore, il primo bibliotecario.
cosa dobbiamo dire? Dobbiamo andare alle origini della biblioteca, quando era chiamata Santo Spirito, perché in un circuito itinerante di visite poi da qui si passerà al Santo Spirito, quindi dalla documentazione che mettiamo a disposizione su questo tavolo rivediamo le immagini e facciamo riapparire dal punto di vista iconografico, librario, ciò che poi vedranno i visitatori nella realtà architettonica. Stiamo facendo qualcosa di diverso, offriamo alla cittadinanza di poter vedere, dato che il FAI si occupa di natura e ambiente, di poter vedere anche Agrigento com'era. Parliamo e facciamo riapparire, perché la fotografia ci permette di fare anche questo miracolo, la famosa Villa Garibaldi.